Tutte le iniziative anche relative alla cultura sarda. Esiste un topone sardo proprio, ad esempio? Guarda, ne esistono e restano tutti i dubbi sull'origine del termine, da albus bianco a arbor, arboris. Lo sto dicendo a un uomo di lettere, quindi... Non credo arabus, come si suol dire, qualcuno dice anche arabus, però ce lo teniamo. Prima di chiudere con gli auguri per il prossimo anno, cosa mi dice per quanto riguarda la trasparenza del comune, degli atti comunali, così? Beh, guardi, sarà anche vero che io appartengo alla vecchia politica, però tutti i giovani che compongono la lista che ha vinto queste elezioni, la mia lista, l'hanno messo in chiaro dal primo momento, non tanto nei miei confronti, ma nei rapporti interpersonali. Hanno sempre parlato di massima trasparenza ed è stata una cosa bellissima. Al punto che nel nostro programma lei troverà una radio web, troverà il coinvolgimento massimo, l'apertura a tutti. Il coinvolgimento poi del Consiglio Comunale non sulle solite tematiche del bilancio, le cose canoniche, no, su tutto. Anche sulle proposte degli imprenditori. Noi stiamo convocando il Consiglio Comunale. Il 9 dicembre, per esempio, ci sarà la proposta di master plan nella Costa Verde da parte di una grossissima società e noi, ancora prima di incontrarli in giunta, abbiamo detto loro: dovete venire in Consiglio Comunale, perché vogliamo che sulle decisioni importanti sia prima di tutto il Consiglio Comunale a essere responsabilizzato, coinvolto e a essere, vogliamo che sia, determinante. Una radio web, la radio web la vogliamo soprattutto, la manderemo da gennaio, andrà in attività e la vogliamo soprattutto per portare in tutte le famiglie l'attività del Consiglio, dell'amministrazione, la vogliamo anche per, come si dice, tenere un rapporto, un collegamento con le migliaia di immigrati che abbiamo in giro per l'Italia e non solo per l'Italia. Trasparenza è questo, aprirsi, più di questo non possiamo fare. Tutti gli atti sono in rete, massima trasparenza, perché più trasparenza c'è, più chiarezza c'è e meno domande difficili a cui rispondere ci sono. I suoi compaesani? Ma guardi, i miei compaesani hanno bisogno di tanti auguri di poter continuare intanto a credere che un paese ricco di tanti beni ambientali come il nostro, prima o poi, più prima che poi, possa conoscere la via dello sviluppo, ma anche l'augurio di ritrovarsi e di ritrovare nell'amicizia, nella solidarietà tra tutti gli arboresi quella forza che serve per affrontare insieme le difficoltà, perché questo è un momento di difficoltà per tutti, è una crisi nazionale, una crisi generale, non nazionale, una crisi generale che non è magari forse solo nazionale. Ci stiamo fermando tutti molte volte a trovare a Cagliari o a Roma le cause di questa crisi. Io dico sempre, forse faremmo bene a spostarci ancora, ad arrivare a Bruxelles e magari più in là. È un momento difficile a livello globale, a livello planetario. E io penso addirittura che sia più difficile altrove che da noi. Noi siamo anche avvezzi a questa crisi. L'Argus è in crisi da tanti anni e gli arboresi sono diventati anche forti. Hanno conosciuto la crisi dell'attività mineraria e la fine dell'attività mineraria già 15 anni fa. La fine. L'ultima speranza finita oltre 15 anni fa a Pozzo Ansicora, chiusa, messa in sicurezza nei pozzi, nelle gallerie, con i blocchetti e col cemento armato. Da allora solo delusioni, protocolli d'intesa disattesi, mancati, impegni assunti traditi, e nonostante questo, e nonostante la crisi, gli arboresi continuano a sperare, continuano a credere, e noi siamo qui per sostenere questa loro speranza.
Perfetto, molte grazie, appena ci saranno delle occasioni di incontro ci rivedremo. Grazie a lei, noi siamo sempre a disposizione perché più è nota la nostra attività e più, ecco, ci sentiamo anche tranquilli e sereni perché vogliamo che tutti sappiano cosa stiamo facendo. Grazie, signor Sindaco. Grazie.